Padova e la laguna di Venezia c'è un punto dove la terra si mescola tra l'acqua e il cielo. Unico lembo di Laguna Veneta, in territorio padovano che ha uno sbocco sul mare. Riconosciuta nel 1987 patrimonio dell'UNESCO, un vero e proprio paradiso in terra. Tradizioni, sapori, profumi si fondono insieme qui, in un mondo misterioso e tutto da scoprire. Con onore, nuova vita all'Isola Mille Campi. Il casone Mille Campi è situato all'estremità meridionale della Laguna Veneta, a sud della provincia di Padova, all'interno del comune di Codevigo. L'area si estende su 1608 metri quadri. Una ricchezza tutta padovana, un patrimonio inestimabile, ne parliamo con il Presidente Sergio Giordani. Buonasera Presidente. Buon pomeriggio. Buon pomeriggio, siamo... Una giornata bellissima. Oh sì, molto bella, si inaugura Isola Mille Campi, un'isola che ha anche una sua storia, un'isola che rinasce grazie alla provincia. Diciamo che io l'ho vista a settembre. È già fatta, non ho fatto nulla che sia chiaro. Ho solo detto, ma siamo matti, avere un patrimonio del genere, non utilizzarlo, non sfruttarlo, non metterlo a disposizione di tutti, un gioiellino, veramente, un adesso tra poco sarà fruibile anche pubblicamente, quindi invito tutti a venire, è un gioiello per quanto riguarda la laguna e siamo in territorio di Padova, per provincia di Padova. Abbiamo un'opera eccezionale. Presidente, grazie. Allora Grazie. sa cosa facciamo noi? Portiamo l'isola Mille Campi nelle case dei nostri telespettatori. Grazie. Grazie a voi, grazie. L'isola Mille Campi nel 2007 è entrata a far parte del patrimonio della provincia di Padova, che da allora ne ha curato la tutela. I lavori sono stati colossali. È stato innalzato il sedime di 1,50 m perché veniva sommerso dalle maree, restaurato il casone, la cabana, l'edificio di approdo, installato un generatore, un impianto di depurazione dell'acqua salmastra, ripristinato il canale di collegamento con il casone delle Sacche. Sì, qui stanno pescando il pesce, il pesciolino fresco. Chi lo sta aspettando? L'onorevole Antonio De Poli. Buongiorno a tutti, ma che vediamo bello. Qui a Valle Mille Campi, dove oggi abbiamo inaugurato appunto il casone di Valle Mille Campi, dove ancora si pesca nel modo tradizionale, più semplice possibile e più normale possibile con la rete. Credo che questo sia un recupero delle nostre tradizioni, delle tradizioni della nostra laguna, tradizione che tra l'altro abbiamo mantenuto qui e che hanno mantenuto anche con contesti naturali, un casone che è autosufficiente con tutta una parte green di sostenibilità, un posto dove può avvenire un turismo, il famoso turismo slow, green, quindi quello che stanno ricercando ormai i giovani e le persone, un turismo dove si trovano i contesti della storia, della tradizione, ma anche dell'innovazione. Oggi il Rifugio Mille Campi è un punto di partenza, una promessa, sì, una promessa grande. Ne parliamo con l'assessore Roberto Marcato. Buongiorno, assessore. Buongiorno a lei.
Ma lo sa che prima abbiamo visto questo pesciolino qua essere pescato e qua si può anche assaporare in questo rifugio, in questa promessa. Un grande progetto partito da un grande desiderio. Quando, Assessore? Questo è partito con il presidente Vittorio Casarini. Io ero assessore delegato e ho seguito questo progetto nel 2005, nel 2006, insomma. Sono passati molti anni e oggi finalmente ne assaporiamo la realizzazione. Io credo che nei prossimi anni sarà uno dei centri turistici del nostro territorio. Ma non è finita qua, perché molti sono ancora i progetti a divenire. Sì, assolutamente sì. Soprattutto qua partirà un museo della Valle Mille Campi, ci sarà l'orto con tutte le primizie del luogo, la pesca e poi sarà un centro di accoglienza per le scolaresche che potranno assaporare davvero che cosa sia la natura incontaminata e bella come questa. Facciamo anche un brindisi. Cin cin. Alla provincia di Padova. Cin. Vi porto a conoscere anche gli angoli più caratteristici, più nascosti di quest'isola, ma che voi potrete vedere. Ecco, non ci crederete, ma qui molti anni fa passava una strada. Sì, c'era una strada, poi le acque si sono innalzate. Ciao Daniele. Attenzione perché siamo proprio a livello d'acqua. Sì, ma io proprio questo volevo far vedere ai nostri telespettatori. E questa è diventata un'isola meravigliosa, un'oasi di pace. Cosa possiamo trasmettere ai nostri amici a casa? Beh, la bellezza, la magia di questo luogo, i colori, la pace, il silenzio. Pensati, Ida, che tanti anni fa questo casone era un casone di terra, anzi era quello più era l'avamposto di terra in mezzo alla laguna. Poi, anche complici in cambiamenti climatici, il livello del mare di conseguenza della laguna è cresciuto e quindi questo casone di terra è diventata un'isola. Patrimonio dell'UNESCO dal 1987, una cosa importantissima, sì, qui un vero paradiso terrestre. Anche qua attraccavano le barche. Oggi qui si arriva solamente in barca, ma dove ci troviamo esattamente per saperlo dire? Come si fa ad arrivare a quest'isola? Siamo nel cuore della laguna sud, il territorio è quello del comune di Codevigo, siamo nel mezzo della Valle Mille Campi, quindi siamo esattamente tra l'entroterra, per capirci la strada Romea che collega Chioggia con Venezia, che quindi costeggia l'entroterra, e con la parte appunto di laguna, quindi Chioggia, Pellestrina, quindi Pietro in Volta. Ci si può imbarcare ci si può imbarcare da vari posti, e in mezzo abbiamo questo casone, sì, che adesso ha una nuova vita. Non solo l'isola, ma anche il casone. Però partiamo prima dall'isola, perché importanti e imponenti sono stati i lavori. Assolutamente sì, qui si è partiti nel 2007 con l'amministrazione Casarini, che ha deciso di investire su quest'isola, coinvolgendo Regione Veneto e Cariparo, coinvolgendo il Magistrato delle Acque. È stata alzata l'isola di circa 1,60 m. Esattamente. Ed è stato ricostruito il vecchio casone in muratura, quello che c'era nell'800, appunto andando a ripristinare questo rifugio d'acqua, in questo avamposto di terra, nel frattempo diventato isola. Abbiamo parlato della rinascita dell'isola, sì, ma un'isola, la terra, per rinascere ha bisogno anche delle persone. Guarda, siamo stati fortunati perché abbiamo trovato delle persone meravigliose, dei pescatori che vivono la laguna di notte, di giorno, d'inverno, d'estate. Pescatori, sì. E abbiamo affidato a loro la gestione di questo posto per permettere a tutti quanti di poter venire ad apprezzare la bellezza della laguna con i suoi ritmi, con i suoi colori, con la sua stagionalità, con la sua lentezza, che è così meravigliosa, così unica, e che rende la nostra provincia fortunata ad avere uno specchio d'acqua, ma soprattutto un'isola bella come questa. Guarda Daniele, guarda, uno specchio d'acqua, quasi il tramonto. Portiamo i nostri telespettatori dentro l'isola e facciamo vedere cosa possono trovare qui.
il grande tesoro che c'è. Andiamo. Benvenuti. Solo pochi decenni fa le mura che ora vedete erano in rovina. Oggi Isola Mille Campi è un rifugio, un punto di partenza, una promessa. Sono tornate le tamerici, il verde dell'erba. Sono tornati i muri intonacati, un tetto, il fermento degli uomini. Sono tornati i pescatori con i loro attrezzi, i loro tempi, i loro ritmi così affini a quelli della laguna. Ed eccola la nuova vita di quest'isola, David e la sua bella comunità. Ciao David. Ciao Ida. La storia, la tradizione che si fonde con il presente e con un bel futuro, David. Come? Come? Gestendo questo patrimonio con tutti i nostri progetti, con la sostenibilità, con le scuole, con le università e con il turismo. Oggi per vivere bisogna diversificare e un posto così è magico per fare queste cose. Ci fai vedere il tuo bel posto. L'isola Veramente che è di una magia unica. Isola di pescatori, sì, perché qui voi pescate il pesce che cucinate, cucinerete e offrirete ai vostri ospiti. Certo, noi comunque siamo pescatori di professione, quindi viene bene fare queste cose qua, il prodotto ce lo peschiamo in casa nei periodi giusti, quindi... Ma io vedo che c'è un fuoco acceso, là andiamo a vedere cosa Sì, state facendo. assolutamente. Via. Eccola la festa. Sì, questo è uno dei nostri... Mamma mia che profumino. Qui stiamo cucinando Cosa si cucina qua? una leccia, amia, che è proprio pesce comunque ormai fa parte della laguna, e orate. Le abbiamo sfilettate, adesso con questo braciere, con queste piastre al cromo le stiamo cucinando al meglio. Piastre al cromo, l'innovazione abbiamo detto che si sposa con la tradizione. La laguna, il mare, il blu del mare, il verde del giardino, della natura. Può mancare il rosso di un camino, di un fuoco acceso? No, non può, Oh, non può mancare. Mitico cammino alla Vaisana, momento di convivialità. Eccolo qua. E ogni sera qui un tramonto diverso, David. Ogni sera uno scorcio diverso, sì. L'emozione che può suscitare in chi non conosce questo posto, la sorpresa, come la definiresti? È un'esperienza qui che va veramente vissuta, bisogna stare in isola per capire questo posto, fuori dal moto odioso, dall'inquinamento acustico e da quello luminoso. Qui si scopre quanto rumore fa il silenzio. Lasciamo l'isola Mille Campi, il suo tramonto, il sole che va giù, il suo paesaggio splendido, misterioso, unico nel suo genere. E che questo sia solo l'inizio di una grande avventura tra il cielo ed il mare. Buona serata.